Pronti? 1, 2, 3. Questa è buona con Zephyrus GM e Bellium debutti molto veloci, poi Zodekar Very Nice, quindi Zar SLM e Capta che è partito forte dalla seconda fila del Numero nastro. 13 Baltimora Rimane Trio al squalificato. comando Zephyrus GM che le spinge Bellium debutti, il quale si parcheggia secondo avanti a Zodekar Very Nice. Quarta posizione per Capta che precede Zara SLM, quindi a stecca di Numero 6 di fuori è rimasto Vassallo Cole K del Ronco, poi Aurora Key con vicino Bugea Pax, gli altri più indietro con Anteo del Ronco che anticipa le mosse di Aramis e K. In corda c'è Vincent Ferm. 29,7 i primi 400 metri di Zephyrus GM che ha preso la testa e ora guida, rallenta sulla piegata di sinistra, va a presentarsi Capta che chiede e ottiene strada dopo 600, anzi non ottiene strada dopo 600 metri, ci riprova Antonio Di Nardo che pigia in maniera più decisa sull'acceleratore. Zephyrus GM con il cavallo accanto se l'era un po' presa e così alla fine dopo 800 metri passa Capta. 31,4 il secondo quarto di gara, Capta al comando. Su Zephyrus GM Bellium debutti, poi Zodekar Very Nice, quindi Zara SLM a stecca Dimar. Allo scoperto è rimasto suo malgrado Cole K del Ronco che non fornisce per ora buon viatico per il treno esterno, il quale rimane abbastanza indietro sul completamento dei primi 1200 metri di corsa in 1.32,6 da parte di Capta che ha completato la metà gara al comando. Lungo la curva di sinistra non cambia nulla se non che Capta rallenta ancora un po' il ritmo. Frazione in 16 per la piegata. Rimane in seconda posizione Zephyrus GM avanti a Bellium debutti, di fuori sempre Cole K del Ronco con in scia Bugea Pax, poi Anteo del Ronco, Aramis e K, Vincent Ferm. Questo è il treno esterno. A un giro dalla fine Capta in vantaggio, passa in 2,4,2 il miglio di gara. Piegata di destra affrontata per l'ultima volta dal leader che si mantiene una lunghezza meglio di Cole K del Ronco che all'esterno progredisce ora con maggior decisione. Allo steccato è sempre Zephyrus GM, seconda pariglia per Bugea Pax, prova a muovere Anteo del Ronco dalla terza pariglia in mezzo alla pista. Intanto Capta completa un'altra frazione veloce ora in 14,5. 2.33,6 per i primi 2000 metri. A metà della curva finale Capta prende il via e guadagna chiaro margine di vantaggio nei confronti dei rivali. Si apre in mezzo alla pista la lotta con Anteo del Ronco che anticipa le mosse di Aramis e K, poi anche Vincent Ferm. Intanto Capta se n'è andato. Capta nel finale vince come vuole. Per il secondo posto invece finisce forte Aramis e K, ma probabilmente Anteo del Ronco si difende, sono molto vicini i due, bisogna andarla a rivedere. Poi finisce forte Zara SLM insieme a Vincent Ferm. Capta facile al successo con Antonio Di Nardo in salchi, training di Mele Ossani, colori del signor Stephen Ciangura per il bell'assunto del finlandese da Prodigius che vince nettissimo. Per il secondo posto è millimetrica con Anteo del Ronco che respinge tutta strada Aramis e K e probabilmente ne ha ragione, mentre per il quarto e quinto posto ancora Zar SLM che dovrebbe essere il quarto. Ovviamente attendiamo il verdetto della giuria. La vittoria per Capta, il secondo in foto tra Anteo del Ronco ed Aramis e K, il quarto dovrebbe essere ancora Zara SLM. Andiamo a vedere l'ultimo replay per il quinto posto che dovrebbe essere per Cole K del Ronco che se la disputa con Vincent Ferm finito al largo di tutti. Eccolo qua nelle immagini, Capta primo, Anteo e Aramis in foto, al quarto Zara SLM, al quinto probabilmente ancora Cole K del Ronco.